L'Assemblea generale dell'ONU approva la richiesta americana di sospendere la Russia dal Consiglio dei diritti umani di Ginevra. In diretta da New York c'è il nostro corrispondente Claudio Pagliara. Sì, con 93 voti a favore, 24 contrari e 58 astenuti, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite sospende la Russia dal Consiglio per i diritti umani, un trattamento che prima era accaduto solo alla Libia. Molto forte l'intervento dell'ambasciatore ucraino, che ha citato anche il premio Nobel Elie Wiesel, ha parlato a chi ancora è titubante, ha detto l'indifferenza aiuta i nemici perché avvantaggia l'aggressore. Molto importante anche altri provvedimenti presi oggi che isolano ancora di più la Russia. Il Senato americano gli ha revocato lo statuto di partner commerciale privilegiato e il Congresso rispolvera una legge dei tempi di Hitler per accelerare la consegna di armi a Kiev. Linea allo studio. Grazie a Claudio Pagliara. Il Presidente del Consiglio Draghi torna sulle stragi di civili in Ucraina documentate in questi giorni, definendo indecenti i massacri a cui stiamo assistendo. Roberto Chini.